Anna, sono pronti! Urla mamma dalla cucina. Di che cosa sta parlando? Della cosa più buona del mondo? Sì, perché io, Ludo e Giulia abbiamo una passione per i ghiaccioli. Ne mangiamo decine. Attenzione però, non sta parlando di quei cubetti surgelati in sapore del bar o del supermercato. Beh, quelli li lasciamo agli altri. No, io e le mie amiche i ghiaccioli ce li facciamo da sole. Bastano un po' d'acqua, 2 o 3 limoni, qualche cucchiaino di zucchero e il frigorifero di mamma. È lui il nostro ingrediente segreto. Tu bambine, venite a prenderli. Oh, sembra un'astronave. E poi la luce che c'è dentro e quella specie di tastiera che sembra un cellulare. Non esagerate, dico io, è solo un frigo. Tesoro, le tue amiche hanno ragione e i vostri ghiaccioli lo dimostrano. E poi questo frigorifero fa un'altra cosa molto importante che però non si vede. È un campione di risparmio e fa parte di una classe che si chiama A+++. Classe A+++. E chi l'ha inventata? Se proprio volete saperlo, è stato Arafridge, un supereroe che per salvare la Terra ha inventato dei frigoriferi capaci di risparmiare elettricità e, naturalmente, di fare dei ghiaccioli fantastici. Mamma, per aiutarci, ha fatto spazio nel frigo per mettere i ghiaccioli che abbiamo preparato. E così questo pomeriggio abbiamo deciso di organizzare una festicciola al parco e con i nostri speciali ghiaccioli stupiremo i nostri amici. Più tardi ai giardini la metà dei nostri ghiaccioli è andata a ruba, l'altra metà invece l'abbiamo divorata noi. E mentre li gustavo ripensavo ad Arafridge e alle sue invenzioni. Come mi piacerebbe conoscerlo, sì, perché insieme potremmo pensare a un nuovo fantastico frigo capace di fare i ghiaccioli più incredibili della storia. Incredibile, quando ritorniamo a casa troviamo proprio Arafridge che dice: Entrate nella mia pancia, vi porterò nel mio laboratorio per farvi scoprire i segreti del risparmio energetico. Ci farebbe molto piacere. Così Arafridge ci porta nel suo laboratorio segreto. Al centro del locale c'è un grande schermo e Arafridge ci spiega. Questo è il computer da dove posso vedere tutto ciò che consumano gli uomini e quello che combina il terribile consumo. Un grande aspirapolvere con per testa un forno pieno di cavi, succhi e energia. Quando tocca qualcosa con i suoi bocchettoni gli aspira tutta l'energia. Stavolta sei finito! Senza il tuo laboratorio non potrai più inventare niente! Uno per tutti e tutti per la terra! Voi mi avete imprigionato, però io prima o poi vi sconfiggerò! Non sconfiggerai mai la squadra dei moschettieri. Sei finito! Consumo, chiuso in gabbia, finisce tutta l'energia che aveva accumulato. Così si scarica e si spegne per sempre. Uno per tutti e tutti per la terra! A cosa serve questo progetto? Avevo pensato di progettare degli elettrodomestici per risparmiare ancora più energia e inoltre volevo costruire un frigorifero più ecologico. Se volete potete aiutarmi. Certo che accettiamo!
Allora ci mettiamo tutti al lavoro e realizziamo un frigorifero che funziona con una batteria a litio che si carica di notte, quando l'elettricità costa meno, e con le sue pareti spesse e isolate non permette al freddo di uscire e al caldo di entrare. Inventiamo delle porte intelligenti che quando le lasci aperte si chiudono subito da sole, uno per ogni singolo scomparto. All'interno montiamo luci LED che non scagliano e consumano pochissimo e gli mettiamo il marchio di classe AAA+++. Quando abbiamo finito, Raffaele ci dice: Mille grazie, non avrei mai finito senza di voi. Siccome mi avete aiutato a diventare il nuovo frigorifero che risparmia più di tutti gli altri, voglio premiarvi regalandovene uno. Grazie per il regalo, Arafridge, non ti dimenticheremo mai. Per festeggiare la nuova invenzione chiamiamo Roby e tutta la squadra dei moschettieri e mangiamo i ghiaccioli preparati con il nuovo frigo. Noi bambini promettiamo di combattere tutti i mostri succhi energia come consumo, usando solo prodotti ecosostenibili e amici dell'ambiente. Uno per tutti e tutti per la terra. Promettiamo di combattere tutti i mostri succhi energia come consumo, usando solo